che ami un altro, anche ti faccio male, no, non disperando, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare. Buonasera, io sono in diretta Facebook da quel ragazzo lì che è Diego Pernici che mi sta riprendendo. Va benissimo? Allora però dovete fare anche un po' di casino, farmi sentire. Si sente? 1, 2, 3! Ok, proviamo. Ho visto un uomo che moriva per amore. Anzi, facciamola così, facciamola gospel. Ok, io faccio. Ho visto un uomo che moriva per amore. Tutti alleluia, anche a casa, alleluia. Anche la Simona di sotto, siamo. Ho visto un uomo che moriva per amore. Aspetta Diego, guarda, inquadra l'alleluia che è importante. Ho visto un uomo che moriva per amore. Ne ho visto un altro che più lacrime non ha. Nessun coltello mai ti può ferir di più di un grande amore che ti stringe il cuore. 10 ragazze per me possono bastare. 10 ragazze per me voglio dimenticare. Capelli biondi da accarezzare e mano rosse sulle quali morire. Questa è la storia vera che scivolò nel fiume a primavera. 9 ragazze per me possono bastare. 9 ragazze per me voglio di me. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più tornata. 8 ragazze per me possono bastare. 8 ragazze per me voglio di me. Te ne sei andata via con la tua amica, quella alta, grande. Alleluia. C'è stato il vuoto proprio nel circondario. 6 ragazze, però non dico quello che è a casa, sono 6 perché te ne sei andata via con la tua amica. 6 ragazze per me possono bastare, non te smuove una cannonata, ma hai detto basta, te ne sei andata. 5 ragazze per me possono bastare. Vieni Diego, Diego, volevi solo soldi, soldi. La conoscete questa? Volevi soldi, soldi, soldi. Ma quello lì sono io in diretta? No. Però La prossima volta non mettiamo. Dai, allora c'è uno che sta riprendendo, la prossima volta facciamo la diretta doppia. Vai, quanto siamo? 4 ragazze per me posso passare. Ciao, ciao, bambina. 3 ragazze per me posso passare. Marco se ne andrà. Ragazzi, in tempo di crisi si prende quello che viene, 2 ragazze per me posso passare. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao. 1 ragazza per me posso bastare. Mamma, solo per te la mia canzone vola. La canzone finisce qui. È finita così. Io vorrei sentire un Ok, siccome non è proprio la situazione più facilissima per fare Cabaret, io direi che le prossime canzoni, se per voi va bene, le faccio riassunte. Tipo L'anno che verrà di Lucio Dalla diventa in 5 secondi così. Caro amico, ti scrivo che il nuovo anno si farà l'amore, e questa è la novità. C'è tutto, ok? Va bene? Penso che un sogno così non ritorni mai più. Poi d'improvviso venivo, oh oh, oh oh oh, oh, con te. E c'è anche
del doppio senso, ragazzi. Alcune canzoni quando le riassumiamo non vanno a finire bene, tipo c'era una volta una vecchia che adesso non vedo più. Qualche ciunga 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 la 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 la. Andavo a 100 all'ora, blen 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 blen. Ok? Fatti mandare dalla mamma. Beh, qualcosa si sente però, dai. La canzone la conoscete, anni 60, ingenuità degli anni 60, se la riassumiamo diventa fatti mandare dalla mamma a prendere quel coso con la mano. Ho bisogno di te, ho bisogno di te, dai scendi, ho bisogno di te. La 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 la. Ecco, un must che c'è stato in questi giorni qua è generale. Generale dietro la contadina, anche se fa male, è quasi amore. Adesso mi piacerebbe riassumere, se vi va. Vi va? Sì! Sentite qualcosa là? No? Io, ragazzi, la voce è quella che è. Andate su Facebook, mi sentite su Facebook e mi vedete dal vivo. Facciamo così. Meglio così. Allora facciamo il riassunto delle opere dei grandi artisti in generale, tipo tutto Celentano in 10 secondi. Questa è la storia di uno di noi, anche lui non fa l'amore. Passano gli anni, ma 8 sono lunghi, e questo ragazzo non fa l'amore. E allora a mezzanotte sai che da un pugno chiuso una carezza. Questo era Celentano, ma facciamo il più grande cantante italiano di tutti i tempi, Povia. Tutto Povia lo riassumiamo con Luca era gay e adesso sta con un piccione. E fanno, oh che meraviglia, Tiziano Ferro. Ah, 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 oh, 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 na 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 na. Vasco, tutto quello che di grandissimo ci ha lasciato Vasco nella sua carriera lo possiamo riassumere con ok, passiamo a Baglioni. Anzi, potrei fare Bugo. Facciamo Baglioni. A coccola. Anzi no, tutto Baglioni possiamo riassumere con è domenica mattina, si è svegliato già il passerotto, solamente adesso me ne sto rendendo conto che lei era la foto nuda di Brigitte Bardot. Da solo continuerò. E adesso vi voglio vedere limonare dai balconi. Con le mascherine ovviamente, si limona con la mascherina. Accoccolati ad ascoltare il mare, quanto tempo siamo stati senza viaggiare. Ecco, ma questi due che raccontava la canzone di Baglioni anni fa, oggi, dopo matrimonio e cazzi e casini, come sono? Possiamo vedere ad esempio una coppia di sotto, la possiamo vedere, loro sono l'emblema di come sono diventati adesso quella coppia là. A spatasciati a scazzo sul divano, quanto tempo che non vola il mio gabbiano. Seguire il digiuno e con un dito qualche cosa
chiami tua cugina, io puoi uscire a fumare con 1 chilo d'erba e puoi chiudere gli occhi, non vederti più. Senti freddo anche tu, senti freddo anche tu, forse sei già morta. Che stai scoppiando dentro i Fantajets ed io mi chiedo perché poi invece di pensare a noi baglioni si facesse i cazzi suoi. È una canzone che parla di ecumenismo e pace nel mondo. Mi stanno sul cazzo gli zingari perché non pagano sull'autobus, donne e bambini che rubano, non hanno voglia di sbattersi, il nostro rame si prendono, sono sporchi e non si lavano, se gli le contro poi ti picchiano, sono tutti così, ma proprio tutti. Sì, e anche quelli dell'Ecuador che vanno al parco con il barbecue, come le merde si ubriacano, lasciano sporco s'accoltellano. Mi stanno sul cazzo gli islamici, con quelle barbe lunghe mi spaventano. Il loro scopo è distruggerci, ridurci tutti in schiavitù. Odio i cinesi e gli asiatici, che non li vedi mai quando muoiono. Con valigette di contante tutto comprano. Sono tutti così, ma proprio tutti, sì, e anche quelli del Senegal non sono razzista ma puzzano, le nigeriane che battono, tutti gli slavi ti fregano, mi stanno sul cazzo gli svizzeri, non puoi neanche respirare che ti multano, i francesi sono suicidi, i tedeschi troppo rigidi e inchiamabili, ma anche quelli di Napoli che non li vedi mai quando che devono fare tutti un po' le vittime, i romani se la tirano, ci credo meglio di me, i milanesi sono nefrotici, tutti i mafiosi e permalosi sono i sicuri, quanta ignoranza c'è tra i veneti, sono tutti così, ma proprio tutti, sì, io sono nato a Genova e i saponesi mi urtano, ma in generale tutti i liguri, compresi quelli della mia città, i parenti non li tollero, non sopporto il mio ramo genealogico, le mogli, figli, genitori e anche Dio, mi sto sul cazzo anch'io, vorrei un mondo senza uomini, senza pesci, senza cani, senza alberi, senza terra né pianeti né satelliti, vorrei che tutto finisse in un boom! Mi è passato anche il cappello, ciao ragazzi! Chat che mi seguono. Ciao Diego, grazie.